Funziona? Ci siamo? Buonasera pubblico qui presente. Buonasera pubblico da casa. Voglio farvi un grande saluto adesso che cominciamo con il nostro culto giovani. Chi sta ancora arrivando prenda posto, chi ha preso posto si prepari che tra poco si alza. Oggi parleremo sempre di un tema un po' scottante, un po' delicato. Come avete capito in queste settimane noi parliamo di temi che sono molto reali, molto vicini alle nostre realtà, ai nostri problemi, alle cose che noi affrontiamo tutti i giorni. Come vi è stato anticipato, il tema di oggi è l'ansia. Alzi la mano chi ha detto in questa settimana che ansia. Alzi la mano chi ha detto oggi che ansia. Alzi la mano chi ha detto nell'ultima ora che ansia. Alzi la mano chi l'ha pensato quando io ho preso il microfono. No, qua non. L'ansia è uno dei più gravi problemi dei nostri giorni. È un problema che la nostra generazione soffre tanto. Io ho sofferto in alcuni momenti, in alcuni periodi, in alcune situazioni di ansia. Sicuramente qualcuno di voi ha avuto ansia. Ci può essere ansia piccola, ansia molto grave, ma l'ansia in generale che cos'è? L'ansia può essere definita, dicono degli psicologi, come provare a avere esperienza di disordini interiori, di apprensione, paura, una preoccupazione agitata. È stata descritta come paura in assenza di un reale pericolo. Quindi noi possiamo avere un'ansia buona, mettetevi comodi, tranquilli, con calma, volete del tè, dei biscottini? C'è un'ansia buona, per esempio, chi ha verifiche la settimana prossima? Lì avete un po' di ansia, giusto? La verifica di matematica, l'esame di econometria, devo fare la tesi, devo fare questo rapporto per il lavoro, tutte queste cose, trovare un lavoro, tutte queste cose che ci danno pensieri. Quindi esiste l'ansia positiva, quella che ci fa dire no, io non esco stasera, questa sera mi metto a studiare. Quella è un'ansia buona. Ma a volte proviamo un'ansia negativa, no? Quell'ansia che ti si attacca addosso, che tu dici qualcosa non va. Cos'è che non va? Non lo so, ma qualcosa non va. Senti questo malessere dentro e questa è l'ansia di cui vogliamo parlare. Ti senti come se fossi in pericolo, come se una macchina ti stesse per investire, ma non c'è questa macchina. E tu hai questa sensazione, ti guardi attorno, guardi le cose attorno a te, ti fa star male, dormi male, continui a pensare su questo problema e non sai il perché. Non serve alzare la mano, ma sono sicuro che qualcuno di voi si è sentito in questo modo. Sto male, sono agitato e non so il perché. Senza rispondere, vi è mai capitata una cosa di questo genere? A me personalmente è capitata. Dopo la lode, in cui vi inviterò a lodare il Signore, a ringraziare il Signore che siamo qua, ad aprire il vostro cuore ad ascoltare questo tema così tanto difficile, voglio prima iniziare con un versetto che può sembrare distante da uno che prova l'ansia, ma un versetto in cui se noi riusciamo a soffermarci, a leggerlo attentamente, a vivere secondo questo versetto, ci può dare tanta consolazione. Perché Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 25, chiede: chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Alle volte l'ansia ci aiuta, ci tiene sul pezzo. Ok, devo continuare a studiare, devo continuare a cercare un lavoro. Ci aiuta a stare concentrati sul problema e a risolverlo. Ma alle volte l'ansia è così tanta che ci immobilizza. E Gesù chiede: cosa stai ottenendo con quell'ansia? Che vantaggio ti dà? Stai meglio? I tuoi obiettivi vengono fatti meglio grazie a quell'ansia? Spesso ci pensiamo e la risposta è no. Quell'ansia mi fa solo stare male, la verifica arriva, la faccio ed è andata bene, è andata male senza che l'ansia mi aiutasse. Quindi io vi invito tutti ad alzarvi, a prepararvi per la lode, a mettervi con un cuore, a cercare di mettere da parte questa ansia. Dopo ne parliamo bene di lei, la studiamo bene, ma adesso noi vogliamo ringraziare il Signore. Perché questa settimana abbiamo avuto tutti dei problemi, ma ci sono state anche cose molto belle, giusto? C'è stata tanta felicità, ci avete avuto gli amici, fratelli, siete qui oggi. Le gambe vi funzionano? Sì?
Le braccia vi funzionano, il cuore vi batte? Allora vuol dire che il Signore è buono e che si ha provveduto per noi. Quindi usiamo questo momento di lode per ringraziare il Signore, per dire che Dio è grande, Dio è buono e onorarlo. Amen? Possiamo battere le nostre mani? Nessuno senza battere le mani qua. Tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te, alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Allora, credo che abbiamo capito che di quello che noi parleremo dopo è la... Ok, perfetto, abbiamo capito. Molte volte noi quando abbiamo l'ansia, cos'è che ci viene da fare? Uno che mi dica cosa ti viene da fare quando ha l'ansia. La cosa che ci aiuta di più, in realtà, quando noi abbiamo tanta ansia, cos'è? L'urlare, no? Molte volte, quante volte
successo nel campeggio, ho sentito in realtà da voci di corridoio, quante volte in campeggio è successo che avevamo così tanta ansia magari per diverse cose che facevamo e ho sentito alcune persone dire: io adesso entro nella mia camera e mi metto ad urlare perché non ce la faccio più. Alzi le mani chi l'ha pensato, oppure potete anche non alzarle in realtà. Allora adesso faremo un esercizio molto molto semplice, molto easy. Dato che siamo la maggior parte giovani, facciamo così: al mio 3 noi tiriamo un urlo, ma di quell'urlo che ci devono sentire anche da là fuori. Siamo in grado di farlo? Siamo in grado di farlo? Sì o no? Per quelli che hanno detto no, saremo in grado di farlo, tranquilli. Allora, al mio 3 un urlo forte, 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 altrimenti lo rifacciamo, ok? 1, 2, 3. Mamma mia, che mosci! Mamma mia. Allora, 1, 2, 3. Ok, però possiamo fare di meglio. Attenzione. 1, 2, 3. Già meglio. Già meglio. Un'ultima volta. 1, 2, 3. Ok. Questo mi è piaciuto, dai. Il prossimo canto che noi canteremo è il credo. Se tu ti sei mai fermato a parlare con Dio, è perché sicuramente pensi che qualcuno dall'altra parte ti ascolti, no? Noi non parliamo a vuoto. E molte volte quando noi abbiamo quell'ansia del futuro, quell'ansia del domani, molte volte noi ci dimentichiamo che c'è una persona che pensa per noi cosa faremo del nostro domani. Lui ha già programmato che lavoro faremo, ha già programmato qual è la persona che ci starà accanto per tutta la nostra vita, ha già programmato in che casa vivremo. E noi molte volte ci dimentichiamo che c'è una persona che noi non riusciamo a vedere, ma noi riusciamo a percepire tramite lo Spirito Santo che si prende cura di noi ad ogni passo. Quindi noi possiamo ricordarci di questa cosa mentre cantiamo questa canzone. Amen? Ok. Gesù il Salvatore. Io credo in Dio Padre, io credo in Cristo il Figlio, credo nello Spirito Santo, che Dio tre in uno è, credo nella resurrezione, che risorgeremo ancora, perché io credo nel nome di
salga sul trono della nostra vita, Padre, che possa regnare nella nostra vita, che possa avere la primizia del nostro cuore, che possa avere la primizia della nostra vita, che possiamo vivere questa vita portando gloria e onore a Dio, Padre. Oh Padre, mettiamo davanti a Te questo problema dell'ansia che affligge noi giovani, oh Padre, ansia per il domani, ansia per il lavoro, ansia per la scuola, ansia per quella interrogazione che dobbiamo fare, per quella verifica, oh Padre. Deponiamo tutto ai Tuoi piedi, oh Padre. Tutto chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
Padre, Tu hai la gloria sopra ogni cosa, Padre. Tu hai il regno, Tu hai la gloria, Padre, sopra ogni malattia, Padre. Tu sei il Dio sopra ogni malattia, sia fisica che mentale, Padre. Tu sei il Dio sopra ogni problema finanziario, sopra ogni problema di famiglia, Padre. Tu sei il Dio, Tu sai cosa stai facendo, Padre. Sopra ogni cosa, Padre, sopra l'ansia, sopra la depressione. Tu sei Dio, Padre. Tu hai il regno, Padre. E Tu puoi oggi cantare così. Tuo è il regno, Tua la potenza, Tua è la gloria per sempre. Amen. Tuo è il regno, Tua la potenza, Tua è la gloria per sempre. Amen. Tuo è il regno, un'ultima volta soltanto la Chiesa, però. Amen. Facciamo un applauso grande al nostro Dio. Facciamoci sentire. Amen, gloria a Dio. Potete sedervi. Sto aspettando le slide. Intanto buonasera a tutti, è un piacere questa sera portare la parola di Dio. E intanto preghiamo insieme e chiediamo che il Signore possa aprire i nostri cuori per ricevere la sua parola. Signore, grazie per questa opportunità che abbiamo di essere qua. Signore, grazie perché questa sera Tu vuoi comunicarci qualcosa, vuoi aiutarci a sconfiggere l'ansia, Signore, a tenere lo sguardo fisso verso di Te, Padre. E Ti chiedo che davvero, quando usciremo da questa sala, Signore, riusciremo davvero a affrontare l'ansia in un modo diverso, Signore, insieme a Te. Ti chiedo tutto questo nel Tuo nome. Amen. Niente, ancora. Non so scaldare il pubblico. Vabbè, posso iniziare dicendo che Emanuele ha un po' anticipato questo argomento e è un argomento, penso, anche abbastanza alla moda tra noi giovani. Cioè, mi ricordo che per un periodo andava così tanto di moda dire ho ansia, che lo leggevi sulle cover, sulle magliette. Se compaiono le slide vi faccio vedere una cosa che ho trovato anche in centro a Treviso. Niente. Chi trova quell'adesivo che ho trovato in centro a Treviso, offro un milkshake. Non sarà facile trovarlo, però se lo trovate vi offro un milkshake. Niente? Perché io qua non ho scritto niente, quindi mi servono abbastanza per forza quelle slide.
Ecco, quello è l'adesivo che ho trovato in centro a Treviso. Se lo vedete in giro, fate la foto, me la mandate, così vi offro un milkshake. Ok. Emanuele vi aveva anticipato del fatto che l'ansia non sempre è una cosa negativa. A volte l'ansia ci può spingere a fare qualcosa di positivo e a volte no. E funziona così anche nella vita spirituale. L'ansia può allontanarti da Dio oppure può farti aggrappare più stretto a Lui. E c'è proprio un personaggio della Bibbia che ci mostra questa cosa. E possiamo passare di slide e chiedo a un volontario che possa leggere, per favore. Si può spostare il microfono? Il Filisteo disse a Davide: sono forse un cane che tu vieni contro di me con il bastone? E maledisse Davide in nome dei suoi dei. 44. Poi il Filisteo disse a Davide: vieni qua e darò la tua carne in posto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te con il nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultato. Oggi il Signore ti darò nelle mie mani e io ti abbatterò. Ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in posto agli uccelli del cielo, alle bestie della terra, così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. E tutta questa altitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Mise la mano nel sacchetto, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra lì si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con la fionda e una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise senza avere spada in mano. Bene, non ho messo tutto il capitolo perché è davvero lungo, ma abbiamo letto quello che ci interessa di più, ma vorrei fare un piccolo riassunto. Allora, Isai, padre di Davide, aveva 8 figli. Davide era quello più giovane, quello più piccolo e si occupava anche di qualcosa non tanto wow, non gli dava gloria il suo lavoro, era un pastore di pecore e
Invece 3 dei suoi fratelli facevano parte dell'esercito di Israele. Wow, saranno stati grossi, muscolosi, forti. E in pratica Davide va a trovare i suoi fratelli nell'accampamento. Dovevano combattere giustamente questo grosso gigante di nome Golia. E allora Davide raggiunge l'accampamento e vede questo gigante che insulta il popolo di Israele e insulta Dio. Beh, penso che si possa definire una situazione di ansia. Io già mi sento un moscerino di fianco a una persona alta 1,80 m, immagino una persona alta 3 metri che solo starnutendo ti fa cadere, come possa essersi sentito Davide di fronte a un gigante di 3 metri. Eppure Davide con una piccola pietra affrontò quel gigante e lo uccise. E come ha fatto? Perché lui nel momento dell'ansia, lui ha visto questo gigante che era grande, grosso, pauroso. Lui però non stava puntando lo sguardo fisso verso quel gigante, lui stava guardando un'altra cosa, stava guardando Dio. E vedendo quanto era ancora più forte, più grande, più meraviglioso Dio di quel gigante, allora quel gigante per Davide è cominciato a diventare sempre più piccolo. E funziona anche così nella nostra vita. Quando noi fissiamo lo sguardo verso Dio e non sulle situazioni di ansia, le situazioni che ci sembrano grosse, enormi, che non riusciamo proprio a trovare una soluzione, ci sembreranno piccole se teniamo lo sguardo verso il nostro grande Dio. Infatti, se leggete, Davide dice: e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno né di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Lui sapeva che l'esito non dipendeva né da lui né da Golia, sapeva che qualsiasi cosa era nelle mani di Dio, e la stessa cosa dobbiamo fare noi quando stiamo vivendo grosse situazioni di ansia. Sapete cosa mi è venuto in mente leggendo che lui ha usato una piccola pietra? Cioè, una pietra, Dio, insomma, non gli ha dato indicazioni, non gli ha detto niente. Lui poteva prendere una spada, poteva prendere una cosa più grossa, invece decise una pietra e lo uccise con un colpo. E quando leggevo questa cosa mi è venuto in mente quel versetto che dice che se la nostra fede fosse grossa come un granello di senape, potremmo dire al monte di spostarsi nel mare. Davide ha usato quella piccola pietra è quel granello di senape. Dio non ti chiede tanto per poter risolvere quel problema, Dio non vuole tanto, vuole una piccola fede verso di Lui. Non basta tanto, basta quel poco per fidarsi di Lui. Sapete però, non sempre Davide è riuscito a mantenere lo sguardo fisso davanti a Dio. E vorrei leggere insieme a voi come in un altro momento ha affrontato una situazione di ansia. Qualcun altro che possa aiutarmi a leggere? Grazie. Allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò ad Achis, re di Gat. I servi del re dissero ad Achis: non è questo Davide, il re del paese? Non è egli colui del quale si cantava nelle danze? Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro.
tracciava dei segni sui battenti delle porte, si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Ho capito che non userò più questo font, che è terribile. Anche qua ho usato i versetti più importanti, però vorrei anche qua spiegarvi un po' il contesto. Davide stava scappando da Saul che voleva ucciderlo. Se volete sapere perché Saul voleva uccidere Davide, leggete i capitoli prima di questo, niente spoiler. Comunque, a parte gli scherzi, Davide doveva rifugiarsi in un posto dove sapeva che Saul non l'avrebbe trovato e si ritrovò a Gat. Gat era un luogo dove abitavano i Filistei. Il re di quel posto si chiamava Achis e indovinate, i Filistei erano il popolo del gigante Golia. Quindi immaginatevi Davide che si ritrova davanti a una persona di potere che era collegata a Golia. Ovviamente non credo che ad Achis stesse molto simpatico Davide, dato che gli aveva ucciso uno dei più potenti soldati che aveva. Quindi, insomma, non credo scorresse buon sangue tra i due, insomma. Davide si trovava in una situazione di ansia. Eppure, in questo momento, per lui non è stato facile tenere lo sguardo puntato fisso verso Dio. Lui ha visto il problema e ha cercato di evitarlo e risolverlo nel suo modo. E pensate che bella figura ha fatto lui che ha ucciso proprio quel gigante e poi lui che si finge pazzo per non essere ucciso, oppure che ne so cosa avrebbero potuto fare con lui. Comunque pensate che bella figura ha fatto la stessa persona che veniva lodato, c'era scritto che scrivevano canti per lui: Davide ha ucciso questo, ha ucciso quello, poi si finge pazzo. Insomma, una bella figura non ha fatto. Magari se lui avesse anche in questa situazione mantenuto lo sguardo fisso sarebbe uscito vincitore. Cioè, non vedo perché... io mi chiedo, Dio gli avrebbe voltato le spalle in questa situazione? Io non credo. Dio non gli ha voltato le spalle davanti al gigante Golia. Perché doveva farlo proprio in questa situazione? Eppure Davide non ha guardato quanto era grande era il suo Dio in quel momento, ha guardato quanto era grande il problema. E a volte succede anche a noi. Succede che quando viviamo situazioni di ansia cerchiamo di evitarle. A me succede spesso che quando ho situazioni di ansia faccio di tutto per non pensarci, tipo o mi metto a guardare una serie o sto al telefono, che ne so, mi apro TikTok, proprio per svuotarmi la testa, però non fa bene perché alla fine è un modo di scappare dalla situazione, alla fine il problema rimane lì. Prima o poi ci toccherà affrontare questa situazione che cerchiamo a volte di scappare. E il modo giusto, come dicevamo prima, è tenere lo sguardo fisso davanti a Dio e vedere quanto è grande il nostro Dio rispetto al nostro problema, alla nostra ansia. Per Dio non è nulla la nostra ansia. Allora fidiamoci di Lui, teniamo lo sguardo fisso verso il Signore, andiamo verso di Lui e vediamo quanto è grande Lui e cosa può fare di grande verso questa situazione di ansia che abbiamo. E vorrei citare un personaggio che proprio ci fa capire chiaramente cosa succede quando spostiamo lo sguardo da Dio. Un'altra persona che possa leggere.
Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua». Egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciò ad affondare. Gridò: «Signore, salvami». Anche qua Pietro stava affrontando sicuramente una situazione di ansia. Immaginate i discepoli su questa barchetta, in mezzo a una tempesta, col buio perché era tardi, e vedevano le onde che sbattevano la barca, sentivano il rumore forte del vento e dal nulla vedono questa figura che si avvicina piano piano a loro. Insomma, sembra un po' un film horror raccontata così. Eppure avvisi che adesso proietteranno. Non li abbiamo. Qui andiamo a memoria. Allora, come vi potete ricordare, noi ogni martedì, se non erro, abbiamo il nostro studio sulla Bibbia, che lo fa Sandro. Ogni 15 giorni. Questo martedì sarà qua a Treviso, sarà il terzo, se non erro, il terzo studio che faremo. Prossimo martedì invece si ripeterà lo stesso studio là a Conegliano. Poi noi ogni giovedì alle 21 abbiamo il nostro incontro di preghiera su Discord, sulla piattaforma Discord. Se avete problemi ad entrare, non siete familiari con l'uso dell'applicazione, potete parlare o con me, potete parlare con Samuel, potete parlare soprattutto con Joshua, che è quello che comunque dirige, sa molto più meglio di me, è molto più cervellone di me, assolutamente. E poi magari se lo vieni a dire te, il corso di italiano, sì. Cosa hai detto? Beh, il venerdì sera c'è il coro, ci sono anche le lezioni di canto. Il giovedì pomeriggio, a partire da giovedì 20, quindi questo che verrà, c'è il gruppo di studio assistito, quindi approfondiremo le tecniche di studio, il metodo di studio, cercheremo di migliorare l'italiano sia scritto che orale, l'esposizione, le tecniche di memoria, mappe concettuali, schemi, insomma cerchiamo di rendere proficuo ed efficiente il nostro tempo di studio. Vi aspetto se avete piacere, se avete bisogno di fare questa esperienza, e anche è in partenza il corso di italiano per stranieri, che si svolgerà sia in presenza sia online. Quindi se qualcuno è interessato ad intraprendere o individuale o in gruppo uno studio approfondito della lingua italiana, anche per chi magari deve preparare l'esame di cittadinanza, può contattarmi e possiamo iniziare queste lezioni assieme. Mi pare che sia stato detto tutto quanto. Il campeggio che si terrà dal 27 al 30 dicembre, il Winter Camp che tanti hanno desiderato si farà. Mi raccomando, date la vostra adesione, dovete parlare con i pastori che vi daranno maggiori dettagli anche per il costo, e per iscrizioni e info rivolgersi a Giorgia, che è la signora bellissima che è venuta qua, poi ho parlato prima. La signora giovane di 25 anni. Un applauso per Giorgia e i suoi 25 anni. Ok, dopo questo mi pare che ne sia già stato detto tutto quanto. A posto così. Ok, possiamo dirigersi verso le nostre lezioni.